10 secondi alla 10ª corsa della serata del campionato europeo qui dal Savio, l'ultima corsa della serata 2021 dell'edizione della stagione estiva al Savio. Sono in 8 partecipanti al via, è un invito per cavalli anziani di ottima categoria, un paio di vincitori classici anche in pista. 8 al via con favorito Suertes Cage e Alessandro Gocciadoro. Siamo in partenza: 1 Alchimia di Casei, 2 Zibellino Abi, 3 Africa Jet, 4 Viola Trio, 5 Suertes Cage, 6 Virtuale, in seconda fila 7 Zefiro Dete, 8 Ursus Caf. Si ritrae dal 6 Virtuale, Autostart accelera ed è partita l'ultima dal Savio 2021. Africa Jet con a lato subito Suertes Cage. Alchimia di Casei lungo i Pirilli parcheggia Suertes Cage in seconda posizione alle spalle di Africa Jet, che è intenzionata a correre all'avanguardia. Terza è Alchimia di Casei a precedere Zefiro Dete. Allo scoperto è rimasta Viola Trio, che retrocede, vuole una schiena, la troverà in fretta perché Zefiro Dete sposta dai birilli e Virtuale avanza al largo in terza ruota, andandosi a porre allo scoperto, così dalla posizione allo scoperto si trova in terza periglia al largo Viola Trio, in seconda c'è Zefiro Dete, all'esterno Virtuale che inizia ad avanzare al salchi di Suertes Cage, che è sempre alle spalle di Africa Jet. 29,3 per i primi 400 metri di corsa e i 600 che si completano in 44,8 al passaggio davanti alle tribune. Africa Jet guida nei confronti di Suertes Cage. Alchimia di Casei lungo i birilli avanza al largo Virtuale, trascinandosi Zefiro Dete e Viola Trio, chiudendo alla retroguardia Zibellino Abi. Guarda tutti da dietro Ursus Caf, gli 800 passati in 59,4 da Africa Jet. René Legati spalle indietro, controllano le offensive di Virtuale che si fanno ora più intense a 600 dalla conclusione. Suertes Cage sempre chiuso lungo i birilli. Alchimia di Casei in callo, in pariglia esterna c'è Zefiro Dete, cerca di muoversi dalle retrovie. Ursus Caf ma ancora distante dalla testa a 400 dalla conclusione. Africa Jet che controlla Virtuale, il quale prova a proporsi con maggiore intensità al largo, ma Africa ancora in controllo. Suertes Cage blindato lungo i birilli, aspetta l'open stretch come un ergastolano, aspetta di uscire di prigione. Al largo viene Zefiro Dete, la retta d'arrivo con in vantaggio Africa Jet, va di dentro Suertes Cage che prova a dare la punta di velocità. Africa che allunga, Suertes che la infila di dentro, Suertes Cage che fionda Africa Jet. Al terzo posto è Virtuale, finisce a bomba, buono per la prossima Ursus Caf. 28,9 la chiusa, 1:12,8 il ragguaglio cronometrico. Il successo di Suertes Cage, Alessandro Gocciadoro che allena e guida e che le vuole davvero vincere tutte. Ce ne fosse stato un 11° l'avrebbe vinta ancora lui. I colori della scuderia Nuova Giannotti. Il successo di Suertes Cage, l'ennesimo di una carriera fantastica per questo figlio di SJ Photo, che porta a casa la vittoria nei confronti di Africa Jet, mentre per il terzo posto è Zefiro Dete in ripresa. A largo di tutti, buono per la prossima, è Ursus Caf, ma sono Alessandro Gocciadoro e Suertes Cage a chiudere la stagione 2021 dal Savio di Cesena.